Ecco il campo della discordia, o meglio dello scippo, come lo chiama Silvano Favarato, presidente dell'Union Quinto. Società calcistica che dal 1 agosto dovrà dire addio alla gestione della struttura e probabilmente anche della possibilità di disputare gli incontri del prossimo campionato. Oltre a questo anche tutte le altre attività di vivaio che fino ad oggi venivano svolte nello storico stadio dedicato ad Antonio Righetto. Strana storia per il club rossoblù, che qualche anno fa ha sfiorato la Lega Pro, la vecchia Serie C, per poi in poco tempo precipitare in promozione ed ora per di più senza campo di calcio. Ma le regole sono regole, ricorda il sindaco di Quinto, che passerà la gestione a 2 società, inserendo l'atletica sul calcio. Ho messo a gara un bando per la gestione degli impianti sportivi e una società che è il Treviso Academy ha avuto un punteggio sicuramente maggiore dell'Union Quinto. Quindi probabilmente chi mi accusa di vergognarmi, che non lo faccio assolutamente, forse deve fare un esame di coscienza per la gestione che ha portato fino adesso e magari per aver presentato un bando totalmente non opportuno e non completo. Ma sul futuro della squadra il sindaco alla fine tende una mano. So che ha già presentato una richiesta al Treviso Academy per poter utilizzare l'impianto per il campionato e cercheremo di dargli una mano come abbiamo sempre fatto.